ritroviamo ai Forum Studios con il maestro Stefano Mainetti a parlare di A Long Time. Esattamente. Tuo ultimo album, che non è una colonna sonora, ma è una colonna sonora. Lo è, non lo è. Lo è, non lo è. È un concept album, chiamiamolo così. Con Luca Pincini al violoncello, Gilda Butta al pianoforte, ma questo è Long Time, questo a lungo nel tempo. Che doppio significato c'ha? Perché in realtà ce n'è anche più di uno. Però molti, sì, è un'antologia intanto di brani che io ho scritto nel tempo, e questo è già un significato, insieme a questi due artisti che erano presenti magari una volta da solisti, una volta in orchestra, una volta insieme, e hanno partecipato sempre nella mia vita musicale, sono stati sempre presenti, e quindi mi sembrava un omaggio dovuto a questi due grandi artisti. Scrivere, comporre questa collana, questa antologia di brani che prendono un po' da tutte le mie colonne sonore nell'arco dei 30 anni, cinema, teatro, televisione, ma anche musica assoluta scritta per musica sacra, c'è Rendering Revolution, che è un progetto sinfonico diverso che tu conosci, insomma sì, ed è il riconoscimento, anche la gratitudine, un sentimento di gratitudine nei loro confronti, perché nel tempo mi sono reso conto di quanto non sia scontato l'esecutore. Quando noi compositori scriviamo, almeno è successo a me, soprattutto all'inizio della mia carriera, pensiamo che tutto quello che scriviamo poi verrà eseguito esattamente per come l'abbiamo pensato. E lì invece casca l'asino, perché è fondamentale trovarsi davanti a un'orchestra o comunque dei solisti come Luca e Gilda che poi rispondano al sentimento che tu hai pensato di tradurre in musica. E quindi c'è una sinergia, c'è una sorta di magia che si crea tra il compositore e gli esecutori, i performer, che non è così scontata, non è così immediata. Avendo lavorato con loro per più di 30 anni ci capiamo a memoria, ci conosciamo benissimo, quindi sappiamo cosa chiedere uno all'altro, questo è fondamentale, è un rapporto dinamico. Nella musica applicata questo è un discorso affrontato poco, magari nella musica classica, soprattutto nei romantici, era un discorso che veniva più... perché poi c'è molto più tempo per le prove nella musica classica, no? Quello, quando si va a vedere un concerto, pochi poi si chiedono cosa c'è alle spalle, ma sono una serie di prove e di rapporti fra il direttore d'orchestra e l'orchestra stessa, cosa che il pubblico non sa e non vede. E nella musica applicata, cioè cinema, teatro, televisione, nelle colonne sonore, per dirla in breve, che cosa succede? Che noi arriviamo con l'orchestra e abbiamo produttori, editori musicali col cronometro pronti, quindi noi registriamo con una velocità assoluta musica che l'orchestra non ha mai visto. Questa è la grande differenza. È una prima lettura, first sight, come dicono gli americani, e quindi è quello che complica un pochino questo rapporto fra l'interprete, il compositore e il direttore d'orchestra. Ho imparato, e questo è un tributo che credo e voglio dare con questo A Long Time, con questo CD, ho imparato che invece è fondamentale creare una sinergia, creare delle dinamiche all'interno di questa interattività fra esecutore e compositore, perché poi i risultati si vedono, ed è in un tempo così di intelligenza artificiale, in un tempo di campionatori, di tastiere e di elettronica, senza nulla togliere alla nobiltà dell'elettronica, è un qualche cosa che rivaluta anche l'elemento umano, cioè il continuo rapporto fra i musicisti, tra il gesto creativo e il gesto esecutivo, e lì il gesto esecutivo diventa un fatto creativo e più volte te ne accorgi, più volte lo suoni e più te ne accorgi, perché ogni volta è diverso, e questa è la bellezza. Poi. No, infatti ti volevo fare una domanda prima di lasciare spazio alle domande di Marco, mettendo in piedi questo album, questo tributo a Gilda e a Luca, ma hai scoperto qualcosa che non ti immaginavi ancora di poter scoprire o riscoprire riascoltando i tuoi pezzi, le tue composizioni, proprio in questa performance, in questa nuova veste? Assolutamente sì, anche adesso che stiamo provando per la presentazione di questa sera, mi rendo conto che ci sono delle sfumature che vengono fuori, ogni volta sono sorpreso, sono cose nuove e sono anche degli insegnamenti per le prossime cose che andremo a fare, cosa poter chiedere, come ci si sintonizza poi quando c'è un rapporto così serrato, così, ripeto, trentennale, più che trentennale, ci si sintonizza, si entra in empatia
ed è effettivamente un gesto creativo l'esecuzione stessa, e questo mi entusiasma e mi sorprende sempre. Questo disco è il risultato di una lunga storia di amicizia, di affetto, di cuore e di musica da parte mia e di Luca Pincini con Stefano Mainetti. E probabilmente è il disco a cui in questo momento tengo davvero davvero di più. È il frutto, questo album, della amicizia umana, amicizia artistica, e dell'avere tanti punti in comune con il compositore, che possono essere quelli soprattutto della cura di quello che facciamo. Allora, io invece a Stefano chiedo, proseguendo però sulla linea che avete tracciato, mi ricordo che un giorno, non so chi, un musicista, mi sembra Rocco Ziffarelli, disse che nella partitura di Morricone c'era fagotto, oboe, edda, come dire che scriveva la voce per Edda. Tu quando scrivi, parlavi di questo rapporto che hai con Luca Pincini e Gilda Buttà, scrivi Gilda e Luca, cioè tu pensi alla parte che suoneranno loro o è genericamente pianoforte e violoncello? Scrivo Gilda e Luca, e ti dirò di più, parlando di voci, scrivo Yasa, che sta per Yasmin Sannino, che tante volte ha collaborato nei miei progetti, tantissimi, dal teatro alla musica sacra, al cinema, alla televisione. E quindi penso a loro, quando scrivo penso a loro, perché so esattamente cosa poter chiedere. Il violoncello poi è quasi una voce umana, quindi ci sono milioni di sfumature che tu puoi individuare, ma solo se sai chi hai davanti, chi sarà il solista. La voce lo stesso, non potrei scrivere in maniera diversa pensando ad una voce generica, ma anche per Gilda un pianoforte generico, anche alcuni passaggi io so che Gilda me li può risolvere in una certa maniera, altri pianisti non saprei, comunque mi si creerebbe una sorta di imbarazzo, nonostante l'ovvia bravura delle persone di tornisti che tu puoi chiamare, ma la confidenza durante la scrittura, avere il pensiero di sapere chi avrai poi che te lo esegue, già ti suona in testa in quella maniera, tanto più con il violoncello, che è molto simile alla voce umana. Alcune parti che non sono neanche non è neanche possibile scrivere, perché vanno addirittura al di là della logica, sono proprio sentimenti che basta uno sguardo fra te, poi no? Luca o con Gilda, o ripeto anche con Yasmin, per capirci e per ottenere quel determinato effetto. Ed è sempre, guarda, mentre te lo dico c'ho la pelle d'oca, perché veramente è una cosa che mi emoziona tanto questo, sono le parti più belle del mio lavoro, cioè quando scrivo e penso a chi eseguirà quella cosa in quella maniera, mi emoziono pensando che potrà avvenire e dovrà avvenire così. Io volevo chiudere con una domanda che faccio veramente con grande cuore, perché ormai purtroppo capita sempre meno spesso di parlare di dischi, cioè di colonne sonore sì, ma parlare di produzioni discografiche purtroppo ormai si è veramente mosche bianche, no? E io lo ritengo un atto di resistenza culturale e musicale in questo momento. Ecco, tu come ti poni proprio di fronte a una produzione, come in questo caso appunto discografica? Cioè senti questa differenza, questo un po' tornare a quello che era un po' una volta, no? Come i registi fanno uscire film, una volta i musicisti facevano uscire dischi, ma sempre di meno purtroppo.
Io spero che sia un periodo, come tutto, come corsi e ricorsi storici, penso che ci sia stato un periodo di anche a bassa fedeltà con l'MP3, con lo streaming. Adesso vedo che c'è una tendenza forse a ritornare anche con gli LP, con i 33 giri, ma il CD in particolare, voglio dire, è stato anche, come tu dici, voluto, non è solamente in streaming. Questo CD a long time esiste anche fisicamente. Ecco, questo... Esatto, e abbiamo preteso, grazie poi all'aiuto della Da Vinci Classical, che era Edmondo, che l'ha distribuito, che l'ha poi prodotto fisicamente, l'ha distribuito in tutto il mondo, abbiamo deciso poi di farlo anche fisicamente, non solo su tutte le piattaforme streaming, ma anche fisicamente, proprio per ridare valore proprio a questo che tu dici te. Magari c'è ancora tempo, c'è ancora spazio. Un'altra cosa era focalizzarci su quelle partiture che io avevo scritto, che avevano un pensiero melodico alla base, perché non sempre i linguaggi formali basano, per quanto ci riguarda nella composizione applicata, magari utilizziamo linguaggi formali che vanno dalla dodecafonia alla micropolifonia, al neominimalismo, al minimalismo. Ecco, questo c'è nessuna critica nei confronti di questi linguaggi, però la melodia non è morta. È un periodo in cui nella musica applicata, cinema, teatro, televisione e serie, si usa un pochino meno. Questo CD, questo A Long Time, ha un pochino la voglia di mettere il punto sul fatto che la melodia c'è ancora, ha la sua centralità, ha la sua dignità, ed ci riporta a quelle immagini di quando noi uscivamo dalla sala, dal cinema, e magari ci fischiettavamo la melodia, no? E magari ci rimaneva in testa e magari ci riportava al cinema. Ecco, c'è stata anche un po' questa voglia di riportare al centro la melodia, ripeto, senza nessun tipo di critica nei confronti di altri linguaggi formali nobilissimi, ma non dobbiamo dimenticare che esiste anche la melodia e, viva Dio, anche una certa armonia sostenuta in maniera modulante, in maniera consistente. Poi diciamo che abbiamo una scuola nazionale da questo punto di vista abbastanza forte. Veniamo da lì, insomma, quindi fa piacere. Noi ringraziamo Stefano Menetti. Grazie a voi, grazie di cuore. Alla prossima. Alla prossima.